irrevertibile è che quella che noi definiamo oggi come lingua sarda è in realtà la variante più fedele di lingua neolatina che troviamo in giro in Europa. È Dante a riconoscerlo, cioè non è una cosa dei moderni. Dante scrive un'opera, il De Vulgare Eloquentia, la scrive agli inizi del 300 e nel cercare la lingua ideale per scrivere passa in rassegna anche il sardo, con delle note poco lusinghiere ma vere. Perché dice a un certo punto, questi sardi parlano una lingua che sembra un pochettino quella che avrebbero le scimmie quando imitano gli uomini. Poco gentile sicuramente, però vero, cioè il latino era una forma codificata, musicale, raffinata da una letteratura dove il sardo ancora aveva pochissima letteratura realizzata, e quindi lui non poteva fare altro che sentire questa lingua brutale rispetto alla musicalità del latino, non gli tornavano i termini. Però aveva colto tutto quanto, aveva colto il fatto che di tutte le parlate che c'erano in giro in Italia, il sardo era sicuramente il più fedele rispetto al latino. Però la domanda è questa: perché il sardo non è il latino? Il sardo è un'altra lingua, già quando Dante ne sta parlando lo distingue come una lingua a sé stante, lo mette all'interno del gruppo delle parlate italiche. Ha però capito che quello non è più il latino, non è una cosa di poco conto. Non è più il latino, è la lingua che però conserva meglio il latino. Pensate un pochettino che non solamente queste cose accadono nel lessico, ma accadono addirittura nella chiusura delle parole, in cui noi teniamo la U, come stavano facendo i latini dopo che avevano fatto cadere negli accusativi la M. Quindi noi abbiamo una fase che fotografa a un certo punto un medio tardo latino. Ma la curiosità è un'altra, anche ammettendo, ed è vero, che la lingua sarda è pesantemente debitrice del latino, quando poi andiamo a vedere il lessico, nel lessico succede un disastro incredibile, perché il lessico sardo non è un lessico fatto solo di parole latine. E il disastro è ancora più grande, o meglio, l'opportunità, perché poi dovremmo parlare di quello, quando ci troviamo davanti alla toponomastica, che è ancora più conservativa, e allora lì il latino pesa in percentuali ancora minori. E lì viene da chiedersi, ma allora il lessico del sardo è costruito partendo da che cosa? Da parlate che erano precedenti la latinizzazione, questa è una cosa chiara. E guardate, il nostro sardo, nelle varianti più particolari, anche più bizzarre all'orecchio, molto spesso riecheggia parlate che non erano il latino e che non sono neanche il fenicio, tra l'altro, perché il fenicio è una lingua di confronto che conosciamo, e il sardo non è neanche quello molto spesso, è ancora qualcos'altro. E pensiamo che i nuragici fossero, per esempio, un unico popolo che aveva occupato tutta quanta la Sardegna. E i romani ci dicono che non è così. I romani, quando conquistano la Sardegna, non ci chiamano sardi, cominciano a darci dei nomi a seconda delle zone che occupavamo. Quindi il primo problema è, ma questa gente qua stava parlando la stessa lingua quando sono arrivati i latini? E non lo sappiamo. Non è una cosa di poca importanza, perché se questa gente non stava parlando la stessa lingua, avrà probabilmente anche imparato il latino con delle inflessioni diverse. E quindi c'è la possibilità che dentro la Sardegna, durante tutto il periodo della romanizzazione, noi avessimo delle varianti locali del latino, già in quel momento lì. E quindi la prima differenziazione comunque sia già nel momento latino.